visto su. La 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 la. E tanto sole. Eccoci qua! Di più, di più, di più, di più! Che bella atmosfera, che bella gente, che bella musica! Lasciatemelo dire, erano 2000 anni che volevo dirlo. Benvenuti nel 2000. Finalmente avremo una risposta alle domande che ci hanno assillato fin da quando eravamo piccolini, quando pensavamo come sarà stata, come sarebbe diventata la casa del 2000, le cose del 2000. Beh, la casa del 2000 la vedete, è come quella del 1999, non è cambiato niente, anzi forse può essere anche più legata al passato. Tra l'altro noi siamo a Napoli oggi, in un'atmosfera molto scaramantica, abbiamo scelto la città più scaramantica in assoluto per cominciare questo nuovo millennio e abbiamo scelto di farlo in compagnia della gente di Napoli, un sacco di ragazze affascinanti, tra le quali vorrei segnalarvi 37 Monica. che sarebbe? E Monica, il fratello. Ah, è il numero della smorfia. Vi posso fare una domanda? Sì, senz'altro. Il 99 nella smorfia non esiste, Non giusto? esiste. Però ribaltandolo diventa il 66. 66 e figliola. E come? E gemelli, Ah, quindi vuol dire prolificità. Figlioli, gemelli. Bene, bene. E Grazie. quattro di gemello, bello. Come schiaffo bello. Questi cosa sono? I dolci Natale, i dolcetti di Natale. Fino a quando si possono mangiare? Fino all'Epifania? Fino all'Epifania. È consentito. Ci stiamo pure per Pasqua. Molto bene. Allora, l'atmosfera, come capite, è abbastanza in divenire. La gente sta arrivando adesso, la puntualità famosa per cui Napoli è famosa. Fra quelli che arriveranno, vi sono anche due personaggi singolari. Due posteggiatori. Voi sapete che cos'è il posteggiatore nella cultura napoletana? È un po' diverso dall'accezione che ha nella cultura italiana in assoluto, no? Nel resto d'Italia il posteggiatore è quello che parcheggia le macchine in qualunque posto. A Napoli il posteggiatore è quello che canta ai matrimoni. Noi abbiamo qui due posteggiatori. Buonasera. Lei immagino sia il signor Nocciola e lei il signor Tarallo, giusto? L'orchestra è quella di Porta Capuana. Ecco, io in qualità di rappresentante del Nord sono sempre rimasto molto incuriosito da tutta la cerimonia che sta intorno alla cerimonia del matrimonio. Cioè mi hanno spiegato che non è importante soltanto cantare le canzoni che gli sposi possono apprezzare, ma è importante anche la presentazione, che il cantante napoletano deve fare in perfetto italiano. E non sempre questa cosa è semplice, no? Sì. Ci sono delle frasi rigorose. Ci sono delle regole. Ecco, perfetto. Prima di tutto, combatemi se 5 bottiglie di pombano alla rete. Che tradotto vuol dire 5 bottiglie di pomodoro? Ma questa è la sua orchestra, l'orchestra di Porta Capuana. Sì, ma non quindi... li ho portati vestiti così. Ma sono così eleganti. Una grande... Vabbè, comunque voglio dire, sì, è come hai detto tu. Sì. Cioè, quando io ho iniziato mi hanno detto, la prima cosa mi hanno detto che non avevo il fisico. Sì. E io ho detto, ma già, che già sai, sport. Io ho già cantato. Bravo, la non prima ci vuole, cosa. ok. E poi mi hanno detto, tu se vuoi fare il cantante devi imparare la prima cosa come presentarti. Sì. Tutto in italiano perfetto. Ok. Siccome io grammaticalmente, insomma, non è che sono una... Hai fatto l'università, mi pare, no? Del marciapiede. Del marciapiede. Quella è una grande università. E praticamente c'è stato il dottore del mio palazzo che mi ha scritto lui una frase che io dicevo sempre così. Ah, quindi col bigliettino? Sì, no, dice proprio così. Diceva, la prima cosa devo dire grazie. Grazie. Cioè, se non dicevo grazie, non mi venivano a mente le parole che... Ma grazie perché qualcuno prima ha detto, signore e signori, Nino Tarallo. No, pure se nessuno sbatteva le mani, no. Grazie. Dovevo dire per forza grazie. E grazie di che? Ma tante volte la gente diceva, certo. ma chi cazzo sta ringraziando? Era comprensibile, sì. E io dicevo questa presentazione, cioè mi presentavo Ok. così, grazie. Prego. Prima di iniziare il mio repertorio vorrei fare tanti auguri a questa bella coppia di sposi, che non c'è, Ok. questa bellissima coppia di sposi con un vostro applauso che sarà l'eco del mio cuore.
Grazie. Ma è un insegnante, un coinquilino poeta proprio. Sì, era proprio un poeta. Bello. E Era poi- diventato un po' il mio emblema pure, no, Ok. questa cosa. Quando ero in America, invece di chiedermi la canzone, mi Sì. chiedevano la presentazione. Me la puoi ripetere? No, c'ho rido, ma che non si parla? Nocciola, può ripeterci la presentazione in napoletano stretto? In italiano, lui parla soltanto napoletano, Cioè, è ma per a me mi questo. hanno detto che lui dovrebbe cantare. Non parla. Vuole cantare? Chi Posso- sia un microfono? Questo è il microfono suo o il mio? Perché qua come altezza... Beh, come sempre ci altezza non sono. dovrebbero essere... Mi sembra che quello sia leggermente più alto, quindi potrebbe essere il suo. È la prima volta che mi sento più grosso. Di solito Allora- capita sempre che sono più piccolo. Allora, facciamo finta che siamo un matrimonio. Sì. Ci sposiamo, noi è il nuovo anno, noi è il 2000, e il 2000 vi chiede una canzone bellissima della tradizione napoletana, che si intitola Era de Maggio. Era de Maggio! L'orchestra di Porta Capuana. Era de maig, te caderen sì, a schiocco, ricciarase rosse, fresca era l'aria, tutto lo giardino, adorava le rose accende bassa. Era de maggio, io non mi scordo, una canzone cantavamo due voci. Più tempo passa, più me la ricordo, frescherà l'aria e la canzone dolce. E dicevo, cuore mio lontano vai, tu me la sei con dolore, ci sa quando tornerai, rispondeva io, torna a raccia, quando tornano le rose, si susciata la maccia, pure la maccia stonga ca, si susciata la maccia, pure la maccia stonga ca. No, per quelli che ascoltano da casa magari... Sì, un terno. Questo è il primo che è uscito è C. È 14. Ombriaco. 14 l'ubriaco, Sono perfetto. sempre ubriaca. Ok. Cioè, sono ubriaca. Sì. 64. 64, 64. O mortacino. O mortacino. Si capisce? Ok. È violento. Vediamo il prossimo. 17. disgrazia. 64 17. Tanta sfortuna porterà bene alla fine. Va bene, grazie. Grazie. Allora io vorrei pregarvi di porre un po' di attenzione anche alla ricercatezza degli addobbi di questa serata. Pensate alla fatica degli scenografi per trovare oggetti, persone, cose, riferimenti che avessero a che fare con il secolo scorso, con il 1900 che è ormai così lontano, quindi cose praticamente introvabili. Ma non abbiamo trovato soltanto appunto i divani, i bicchieri e a volte anche il panettone, questo sospetto che sia del secolo scorso, ma questo è un altro discorso. C'è addirittura una bellezza del 1900 che si è conservata, ragazzi, in maniera insuperabile. Manuela Arcuri.